Sono felicissimo, amici di Miss Topolini, di presentarvi l'aspirante al titolo di Miss Topolini numero 23 del nome Ileana Bondel. Oh, Ileana è una presenza simpatica e la benvenuta qui a Miss Topolini, perché scusa, c'è il camera che fa ridere, ma perché sei te che sei simpatica. Allora Ileana, non è la prima volta che partecipi a Miss Topolini, molti magari ti avranno già riconosciuto, quindi però noi facciamo finta che che sia la prima volta, quindi raccontati, insomma, fatti conoscere da chi ancora non ti conosce. Ma basta così. Allora, è una ragazza di poco, no, scherzo, vai. Cosa fai nella vita? Studi, lavori? Nella vita studio ancora, purtroppo. Sono in terza all'istituto. Terza cosa? Superiore. Superiore. All'istituto Carli Da Vinci dei Sandrinelli. L'ha detto con una voglia proprio. Senti, ma al di là di questo, mi pare di capire che non c'è molta voglia ma la materia è proprio quella che ti fa passare la voglia, cioè quella che proprio fai fatica a studiarla. Economia aziendale. Economia aziendale, mentre quella invece che ti piace? Italiano e storia mi piace. Vabbè, italiano e storia, quindi ti piace, beh, insomma, due materie importanti, no? Sì, mi piace leggere. Bene, bene, il tuo ultimo libro? I Promessi Sposi. Una mattonata incredibile, quindi no, è bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Vabbè, bello, insomma, sei una ragazza romantica allora. Sì, però se c'è qualche soldino, ma anche meglio. Ha ragione, è saggia, bene. Allora, Ileana, senti, sogno nel cassetto. Sogno nel cassetto, diventare milionaria. Ah, milionaria, però vai da Gerry Scotti, no? Sì, cosa fa il riso. Va bene, senti, allora, Ileana, come sempre sei simpatica, in bocca al lupo anche per questa settima edizione. Fai tutti i saluti che vuoi. Saluto Alberto Dalmin, il mio fidanzato Jacopo Baroni, e le mie amiche del Carli Marti e Otta, e Vanessa Dalmin. E basta, è qua. Tutti quanti, saluto tutti quanti. Ok, allora, un abbraccio simbolico a Ileana, in bocca al lupo. Crepilo. Could you ever dream that I have never dreamed like